Il 2022 è stato probabilmente l'anno di esplosione, diciamo, di tutti i fermenti post-Covid. Jesolo ha avuto la sua parte di guai perché avevamo molti ragazzi giovanissimi coinvolti in episodi anche con i coltelli, di sangue, e quindi quello è stato il momento di picco. Abbiamo da lì iniziato una serie di attività di prevenzione, di potenziamento dell'organico della polizia locale. Eccoli i metal detector in dotazione alla polizia locale a presidio delle zone rosse di Jesolo. Prevenzione e repressione di episodi di disordine o violenza in cui può degenerare la mala movida notturna sono da tempo al centro dell'azione comunale e si sono sposate facilmente con l'istituzione di particolari controlli in specifiche aree a rischio, come è disposto dal Ministero dell'Interno, anche con l'uso di questi apparecchi. Li abbiamo sperimentati con provvedimento del prefetto il weekend del 25 aprile e del 1 maggio, adesso li riproviamo dal 30 di maggio al 9 di giugno in alcune zone specifiche, quindi la zona della stazione in un raggio di 500 metri e la zona centrale da Piazza Casabianca a Piazza Marina, e ci permettono appunto di allontanare quei soggetti che vengono a Jesolo non per divertirsi ma per fare confusione e per creare danno agli altri. In provincia altre zone rosse sono disposte a Venezia, Mestre e lungo il litorale di Chioggia. Con 26.000 abitanti Jesolo è teoricamente il comune più piccolo. In realtà con la stagione estiva si gonfia a tal punto da poter toccare quota 150.000, diventando di fatto uno dei centri più popolosi della regione. Se tra quei 150.000 c'è una buona parte di giovani in cerca di festa, non è detto che tutti finiscano col farlo in maniera civile. Che i controlli col metal detector servono per capire se ci sono armi da taglio, è appunto una prevenzione. Purtroppo vediamo che è una pratica molto diffusa fra i giovanissimi, spesso minori. Noi abbiamo fatto anche degli incontri nelle scuole con Don Ciotti legati proprio a questi temi, alla violenza sui giovanissimi. Al momento non abbiamo avvisaglie dell'emersione di questi tipi di problemi a Jesolo, però ovviamente la prevenzione fa sempre bene.